Benvenuti al Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Tutti i mercoledì sera, in diretta streaming. Buon ascolto. Buonasera Gianluigi, grazie per questo passaggio a bordo. È un passaggio molto bello, molto piacevole, ci permette di vedere la Terra un po' dall'alto. Esatto, questa è una lavorata terra che lo scorso venerdì 22 aprile ha compiuto gli anni, no? Magari avuto il problema era la giornata dedicata alla terra, la giornata dedicata alla terra, e noi abbiamo colto questa occasione per avere degli ospiti che in modi molto vari e molto diversi tra loro ci parlano dell'amore per la terra e di come averne cura e di come cercare di disturbare un po' meno, visto che siamo anche noi ospiti come tutti gli altri esseri viventi su questo pianeta. E quindi cominceremo a svolazzare un po' di qua e di là, a sentire che cosa hanno da raccontarci, da suggerirci, e insomma li ascoltiamo volentieri, tutti molto appassionati. Esatto, quindi diciamo di restare, intanto ascoltiamoci il primo pezzo e poi andiamo con il nostro. Anche se non è il momento e gridi terra dal tuo letto, perché senti il mal di mare e hai bisogno di qualcosa o di qualcuno, ma nessuno che hai salvato adesso ti verrà a salvare e sparirà. Cercare dove vuoi, ma è già nella tua testa. A volte amore, a volte odio, a volte solo indifferenza. Sei tu che forse cerchi dove non ci sei, non sorridi mai, tu non sorridi più. Se tu non sorridi più, che cosa ci rimane? Che cosa ci rimane? Cambierà e rigiri l'esistenza, ma non ha una confezione, non ha data di scadenza. E forse un poco ti assomiglia, perché nonostante il trucco resta bella. Puoi cercare dove vuoi,
solo indifferenza. Sei tu che forse cerchi dove non ci sei. Non sorridi mai, tu non sorridi più. Sei tu, non sorridi più. Che cosa ci rimane? Se cerchi sempre dove non ci sei. Non sorridi mai, tu non sorridi più. Sei tu, non sorridi più. Che cosa ci rimane? Eccoci nuovamente tornati in studio e Rossella, dove andiamo con la nostra mongolfiera? Voliamo su Padova e facciamo salire sul cestello della nostra mongolfiera Franco Zecchinato, che è un agricoltore e anche il presidente di una cooperativa Il Tamiso, che ha una storia piuttosto lunga e adesso ci racconta un po' Franco di che cosa si occupa questa cooperativa. Franco, Benvenuto. buonasera, benvenuto. Buonasera a voi, grazie dell'invito. Che vi racconto, vi presento rapidamente la cooperativa agricola Il Tamiso. È nota a Padova, in particolare a Padova, ma non solo, perché è nata nel lontano 1984, comunque nei primi anni 80, esclusivamente sull'idea di promuovere, praticare e proporre al pubblico i prodotti dell'agricoltura biologica, che allora non era ancora normata per legge, era ancora un qualcosa che stava nell'ambito di un mondo culturale, un movimento ambientalista culturale che si occupava di agricoltura, alimentazione e medicina alternativa. Ok, adesso è una realtà consolidata, molto importante. E ascolta Franco, questa agricoltura biologica ancora oggi suscita in alcune persone, molti in realtà si sono convertiti al consumo di prodotti biologici, soprattutto per frutta e verdura, ma molti sono ancora abbastanza sospettosi. Che cosa significa intanto produrre in modo biologico frutta e verdura? Beh, dovremmo distinguere, nel senso, dal punto di vista legale, quindi esiste un regolamento comunitario, leggi di applicazione, significa adottare, tanto è l'unico metodo produttivo normato per legge, tutti gli altri sono, come dire, operazioni di cui si comunica qualcosa, ma il biologico è normato per legge, regolamento comunitario originario del 2092 e a scendere fino ad oggi, applicate in tutta Europa e nel mondo, ma in Europa per quanto riguarda la normativa comunitaria. Significa adottare un metodo produttivo secondo quello che prevede la legge, quindi senza uso di sostanze chimiche di sintesi, adottando una serie di diciture e di comportamenti che sono il quaderno di campagna, le etichette fatte in un certo modo, eccetera, eccetera, eccetera. Essere controllati in maniera obbligatoria e pagare pure il controllo da enti accreditati dal Ministero per l'Agricoltura e dalle regioni. Questo è l'aspetto ufficiale e formale.
Io parlo da un palcoscenico che va abbastanza oltre, perché essendo partiti 40 anni fa abbondanti, veniamo da un movimento che ha visto nell'agricoltura e nell'alimentazione un elemento di cambiamento sociale, di evoluzione, di miglioramento dell'ambiente in cui si vive e della salute delle persone. Per cui per noi non basta essere conformi a ciò che dice la legge. È importante che vi sia della responsabilità sociale nel lavoro che ognuno fa. Un agricoltore mette le mani su meccanismi naturali, che non sono una macchina, sono patrimonio, un bene comune. Per cui quando non mette le mani senza responsabilità fa dei guai che poi ricadono su tutti quanti. E questo possiamo dire in centinaia di casi, parliamo di pesticidi, parliamo di glifosate, parliamo di api che muoiono, parliamo dell'aria che si respira, dell'acqua che si beve, che è inquinata soprattutto da inquinanti derivanti dalle attività agricole convenzionali. Poi c'è la biodiversità che bisogna tutelare, perché se vogliamo fare agricoltura biologica e non usare pesticidi, non usare veleni, non intervenire in maniera esterna, diciamo, ai meccanismi naturali, bisogna favorire la biodiversità, che ha una sua capacità di autoregolazione. Poi c'è soprattutto la necessità di recuperare e incrementare la frazione organica vitale del terreno, cioè l'humus, che è quella che noi chiamiamo terra da fiori, che non ha odori, ma che è la parte fondamentale e la componente di azoto organico presente in maniera stabile nei terreni. Abbiamo avuto negli ultimi 50 anni, abbiamo perso circa 2/3 dell'humus dei terreni della pianura padana. Questa è come se avessimo messo in ipoteca sulla nostra casa, ce la stiamo mangiando. Scusa Franco, perso nel senso che questi terreni sono stati occupati da cemento, strade, o perché si è impoverito il terreno? Il tema del cemento strade è un tema che sappiamo bene essere comunque pesante, ma io intendevo abbiamo perso come fertilità a causa delle tecniche produttive che l'agricoltura convenzionale continua ad usare, che hanno favorito l'ossidazione della sostanza organica. È mancato l'apporto del letame degli animali, che è un elemento fondamentale del ciclo, eccetera, per cui abbiamo perso letteralmente in termini di fertilità. La fertilità è la base di qualsiasi... Cioè la terra è meno... Il terreno è meno fertile di una volta e quindi... La terra possiamo dire che si sta mineralizzando, quindi è sempre meno vitale. Posso ricordare, visto che abbiamo il tempo, uno dei primi libri importanti che ci ha guidato da giovani anche su queste cose era un certo studioso tedesco, Pfeiffer, che negli anni 30 scriveva che nelle pianure del Middle West americano, dove c'erano i Sioux nella prateria, dopo 40-50 anni di monocultura di grano tenero che ha consumato la fertilità della prateria che si è accumulata per milioni di anni, ogni tempesta di vento, ogni tornado si portava via letteralmente centinaia di ettari di terra che era diventata inconsistente, mineralizzata. In pianura padana abbiamo lo stesso fenomeno, mitigato da cosa? Dal fatto che piove di più e non abbiamo spazi così aperti, ma dal punto di vista della fertilità siamo passati dal 5-6% di humus all'1,2-1,3 mediamente, che è una roba dal punto di vista proprio fisico-chimico drammatica. Questo è interessante, cioè interessante nella sua drammaticità, questa conoscenza della mancanza appunto poi di la cosa fertilità. interessante ancora è che si può recuperare perché la natura ha dei tempi di recupero piuttosto sorprendenti, ma come tutte le cose distruggere ci vuole pochissimo e riprendere in mano e rifare ci vuole molto tempo e molta conoscenza e molto impegno. Io credo che un consumatore, un cittadino che si ritrova a essere soltanto da quel lato interessato a questo punto, è interessante per lui sapere che mangiando prodotti biologici, specialmente stagionali, specialmente locali, eccetera, in qualche misura dà un suo contributo a questo processo di recupero della vitalità della terra, dell'humus, che è una nostra esigenza dalla quale non ci possiamo esimere. Sì, molto interessante questo discorso. Ascolta Franco, invece dal punto di vista dell'alimentazione, chi mangia biologico
oltre a spendere un po' di più, perché di norme i prodotti, vabbè, dipende poi da dove si comprano, eccetera, però, ci sono dei vantaggi per il singolo consumatore? Bah, eh, direi proprio di sì, al di là del fatto del mio interesse diretto, però noi siamo in un paese in cui siamo famosi nel mondo per la nostra dieta mediterranea. In realtà stiamo statisticamente facendo un percorso inverso. La dieta mediterranea la copiano gli americani, gli anglosassoni, e noi stiamo aumentando l'obesità infantile, che è un tipico problema invece dell'alimentazione anglosassone. Per cui noi abbiamo un patrimonio di agroalimentare che dobbiamo assolutamente tutelare e riprendere in mano. Ora, questo patrimonio agroalimentare è fatto di centinaia di opportunità legate ai nostri territori, che sono tanti, e legate al fatto che va educata, i nostri ragazzi vanno educati al gusto, a riconoscere delle cose più buone di altre. Il gusto è addormentato dal modello alimentare anglosassone, cioè zucchero e sale, e fritto e olio, giusto? Dove il gusto va a farsi friggere. Per cui sicuramente c'è un problema di fondo del modello alimentare che sta cambiando, e bisogna, come dire, riuscire a riportarlo in un contesto in cui oggi sappiamo tutti che le malattie cardiovascolari, le malattie degenerative, eccetera, sono fortemente collegate al modello alimentare. E non occorre che ve lo dica io, insomma, sono cose che sono scritte sulla stampa normale, non è una roba alternativa. Chiaro che non mettere nel piatto ulteriori dosi di pesticidi che sono dentro le produzioni edibili del prodotto convenzionale, e nel biologico normalmente non ci sono, se non per motivi di abuso o di deriva da altre coltivazioni, eccetera, che però sono abbastanza ben controllate queste robe, per cui dal punto di vista alimentare avere prodotti ottenuti il più possibile nel rispetto della stagionalità delle cose, e lì è un altro fronte che si apre, che non finisce più, perché oggi siamo abituati, sono stato in Sicilia qualche giorno fa a incontrare un po' dei nostri fornitori della Sicilia. Voi dobbiamo metterci nella testa che se vogliamo mangiare peperoni, melanzane, pomodori, zucchine da novembre a maggio-giugno, le dobbiamo mangiare da serre, plastica, acqua e energia. Non c'è alternativa. Certo. Quindi su questa cosa bisogna anche qui aprire un confronto. Io sono certo, me lo confermano molte persone, che un cibo ottenuto senza forzature particolari, senza prodotti chimici, in un terreno organico, ben vitale, è un cibo che ha un gusto diverso e una capacità ha un sapore, ecco, assolutamente perché, sì. sì. Per non parlare della sostanza secca superiore, di più vitamine. Ora questo è anche è stato oggetto di polemica contro i detrattori del biologico, perché si dice che non è detto che debba essere migliore, ma io nella mia esperienza di tanti anni lascio dire a chi compra. Ma guarda, allora io, siccome così dicevamo prima, no? Ogni tanto qualcuno dice ma io non credo nel biologico, dico non devi credere, devi assaggiare. Bravo. Cioè, quando hai la fortuna di mangiare una mela, a parte che la puoi mangiare con la buccia, che è una cosa bellissima, a morsi, come si faceva quando eravamo piccoli, mentre le mele, quelle che sembrano quelle della strega cattiva lì, di Biancaneve, è meglio evitare la buccia perché è bellissima, lucida, sembra di plastica, è piena di cera, di non so cosa, ecco. Però una mela biologica ha un sapore completamente diverso, e così le verdure, le più semplici, le biette, gli spinaci, hanno un sapore anche più intenso. Oltre al fatto che non ti mangi veleni che già purtroppo ci arrivano da tutte le parti, e quindi almeno dove possiamo scegliere, no? Mi pare, Rossella, che tu sei un po' di parte, si vede che hai assaggiato. Lo confesso. Comunque, io credo che per restare sulla comunicazione molto semplice, lo ricordava Rossella prima, quindi non invento niente, però è importante avere, e anche su questo ho avuto parecchie volte l'occasione di discutere con la gente, e avere coscienza che prestare attenzione all'alimentazione
e al sistema produttivo da cui la mia alimentazione arriva, è un qualcosa che è valido su due fronti: la mia salute, la mia pancia, il mio stare bene, e l'ambiente, che riguarda la collettività, l'ambiente che è più salubre, che ha meno costi sul piano del recupero ambientale, meno costi sul piano delle malattie, perché non c'è dubbio che oggi noi abbiamo, in questi ultimi 2 anni di pandemia, si è oscurato un po' una serie di dati perché c'era un'altra roba davanti, però sul tema per esempio della sclerosi multipla o della PM10 cioè, a Padova abbiamo dati che sono molto importanti e che ci dicono che stiamo vivendo in un ambiente che ci mette fortemente a rischio a livello di salute. Ora, sto ambiente da qualche parte dovremmo pur cominciare a risanarlo. Credo che dal punto di vista produttivo la critica che mi è stata fatta più volte nella mia vita, ma è normale, ma tanto il mondo è inquinato, tanto l'acqua è inquinata, tanto è inquinato quello che ti sta vicino nel campo dall'altra parte del confine, e allora non vale la pena. E qua io non sono d'accordo, nel senso che bisognerà pur iniziare cominciare. da qualche parte iniziare. Ascolta Franco, ecco, l'errore che non si deve fare è che pensare che il biologico è puro. No, certo. E viene da, ecco, questo deve essere chiaro. Scusami. Ascolta Franco, voi avete iniziato nell'84, appunto si diceva, con agricoltura biologica e anche con la vendita. Ora adesso anche la grande distribuzione ha vari prodotti biologici, nel supermercato adesso si trova gran parte. Questo fatto dell'entrata della grande distribuzione sul biologico ha dato una mano oppure ha appesantito un attimino il discorso? Bella domanda. Perché la grande distribuzione dopo va a concorrenza con i prezzi, no? Certo. No, è il tema che a noi che ci lavoriamo, perché la nostra cooperativa, come altre esperienze in Italia, insomma, su questi temi si interroga da molti anni. Nel 2018 è successo per la prima volta in Italia che la grande distribuzione ha superato il 50% della distribuzione di bio rispetto al 100% che c'è. Per cui non è una presenza trascurabile, è una presenza fondamentale. È vero che in prevalenza è una presenza che riguarda prodotti trasformati, pane, pasta, olio, riso, eccetera, che l'ortofrutta è più complicata, ma però c'è anche quella. E noi stiamo ragionando sul fatto, prima l'avevo detto, forse era un po' lì che facevo riferimento, qual è il modello di biologico che ci interessa? Quello che rispetta la legge, che non usa prodotti chimici, punto, e quindi in qualche modo sostituisce l'agricoltura convenzionale con mezzi tecnici autorizzati poi a Bruxelles, dove le lobby della grande distribuzione hanno pure i loro uomini che cercano di in qualche modo addomesticare le norme a vantaggio di produzioni sempre più industriali, sempre meno collegate con il contadino, con la stagione, con il patrimonio agroalimentare, con stagionalità, ma riproponendo lo stesso modello produttivo. D'altra parte è una cosa che possiamo capire: se questi poveri cristi hanno aperto la strada a un mercato che si è rivelato interessante e è cresciuto sempre negli ultimi anni, chiaro che la grande distribuzione, come ha nel suo DNA il fatto di occupare e di intervenire su questo target. Solo che qual è il problema? Che la grande distribuzione è abituata a occuparlo in maniera totalitaria, nel senso che non ha un grande bel rapporto né con chi produce né con chi consuma. Per cui noi cerchiamo anche di mantenere questo modello agricolo che raccontavo prima, anche nelle relazioni di filiera nella produzione, perché sappiamo bene che se noi non riusciamo a pagare il produttore il giusto, prima o dopo quello smette di produrre, oppure fa un'agricoltura biologica addomesticata, mezza fasulla, meno costosa possibile. Dobbiamo riconoscere il valore al cibo. E questo è anche un grande tema che a me fa piacere dirlo in radio, perché no, è un tema importantissimo anche di carattere culturale, nel senso che comunque scusami, stiamo vendendo cose spesso diverse perché c'è un altro approccio. Poi io per definizione non demonizzo nessuno,
cerchiamo di occuparci di mercato specializzato, di vendita diretta, di produttori che occupano il territorio non per termini puramente commerciali, ma facendo la loro proposta. Appunto, scusate se mi sono allungato. No, hai detto una cosa importantissima, cioè se io compro i pomodori biologici in gennaio incartai in 7 fogli di plastica, sì, ho comprato i pomodori biologici, ma il passo che ho fatto è un passo molto corto. E d'altronde Bravo. la grande distribuzione non può non funzionare così. Quindi la cosa molto bella, forse adesso con il lockdown ci siamo riavvicinati anche un po', no? Intanto a mangiare più sano, così, con più attenzione e anche ai mercatini, adesso alla vendita diretta, trovare le aziende dove puoi andare a prenderti le cose. E poi voi avete messo in piedi un sistema meraviglioso che però adesso un po' alla volta, no? Con le cassette così. Ma, Non sta andando benissimo perché bisogna aggiornarsi. Come diceva lui prima, non ricordo più il nome, scusami, Gianluigi? e giustamente la cosa cresce, la domanda c'è, intervengono soggetti che non sono partiti da un'importazione culturale, ma arrivano a metà strada con un'opportunità commerciale e non ti puoi aspettare che ti facciano un servizio di informazione, che ti mettano un commesso che ti spiega come devi consumare quel cibo. Il loro business è fatto di quello che conosciamo. Quindi la diversità c'è dal punto di vista offerta, dobbiamo marcare la nostra diversità, che è quella di riuscire a interpretare anche dei bisogni che non sono soltanto cibo o prezzo, ma sono anche coinvolgimento, perché se no resta solo il prezzo. Se resta solo il prezzo, la cooperativa del Tamiso può chiudere prima di far dei guai. No. Invece vabbè, insomma, anche avere dei punti vendita come ce l'ha il Tamiso, ma ci sono anche in altri posti, insomma, per fortuna, ecco, dove mercatini, eccetera, dove si può andare. Devo dire che è un discorso culturale, nel senso che, per esempio, se tu cominci a pensare alla stagionalità, dopo un po' ti fa impressione vedere un pomodoro a tavola in gennaio. Assolutamente sì. Volevo farti... Comunque, Padova, scusami, per finire il discorso di Rosera, Padova comunque ve lo posso confermare dal mio osservatorio, la grande distribuzione padovana e dintorni non riesce più di tanto a distribuire il fresco biologico, perché a Padova c'è un tessuto distributivo, magari disordinato, magari non coordinato fino in fondo, che è molto vasto, molto esteso, molto articolato, per cui il nostro cittadino che si vuole un po' occupare di questo tema, a Padova trova delle buone opportunità senza bisogno di andare per forza al supermercato, comprese le cassettine dell'osteria di fuori porta ai 12 mesi, che sono state ormai sono 12 anni, mi pare, abbondanti, oltre al fatto che hanno portato dei prodotti nuovi, innovativi, delle proposte, ma hanno fatto un gran lavoro di promozione e comunicazione che non si paga soltanto sul prezzo, ma che è qualcosa che ha un futuro, che ha seminato, insomma, ecco. Certo. Ecco, guarda, mi arrivi giusto sul discorso che volevo arrivare anch'io sulla comunicazione. E il discorso di internet così vi ha aiutato, insomma, lo adoperate, vi dà una mano? Lo usiamo, ma non è stato fondamentale finora. Credo che dobbiamo usarlo meglio e di più, perché non mi sottraggo a questa cosa, però finora ha funzionato molto la relazione a cavallo tra l'opportunità commerciale e l'opportunità culturale, e anche il passaparola ha funzionato moltissimo in questi anni. Quindi persone che scoprono il broccolo padovano improvvisamente, una roba meravigliosa che è padovana, si consuma così, si fa cosà, e lo propongono agli amici perché è una roba che gli entusiasma. Gli amici, qualcuno ci casca pure lui e lo va a comprare, che è una roba meravigliosa secondo me per quello che sono i modelli di consumo che ci vengono proposti dai mass media, no? Che uno possa sentirsi coinvolto perché qualcun altro gliel'ha proposto, perché qualcun altro gliel'ha fatto assaggiare. Una cosa bella che non sarà devastante sul piano commerciale,
che però semina cose positive. Però è bella, sì, sono Sì, d'accordo. assolutamente E anche bella. scoprire che ci sono 100.000 tipi di verdure e non quelle 5 standardizzate che troviamo 12 mesi all'anno, uguali identiche, no? Sullo Guarda scaffale. Rossella, noi abbiamo un problema proprio noi come società, voglio dire, non tanto il Tamiso, ma nelle scuole. Nelle scuole, in moltissimi menù che sono ormai, come sapete bene, legati ad appalti di pasto veicolato, non di cucina che produce per la scuola, ma di cucine private che portano alla scuola vincendo un bando, il tema della stagionalità e del modello del cibo come oggetto di didattica è ancora molto insufficiente. Secondo me andrebbe lavorato molto, perché con i bambini sicuramente si può lavorare, e se non si parte da lì non si va da nessuna parte, a mio giudizio. E io credo, avrei molti esempi, se non è il caso di farli, ma di bambini che imparano molto prima di noi grandi, Ma certo, i bambini perché sono molto ricettivi, sì. Madonna, con la stagionalità, la roba, io ho visto delle cose anche belle, però bisogna in qualche modo che se ne occupi l'opinione pubblica e la politica, decidendo non di favorire le vendite del Tamiso, per carità, però di far entrare la produzione di quello che una volta si chiamava il contado, cioè il contadino, quello che sta intorno alla città, farla entrare nel modello alimentare delle nuove generazioni, sia come cibo nel piatto, sia come occasione di insegnamento e di recupero culturale. Secondo me è un bel lavoro, anche interessante, che si allarga. Certo. Bello, hai detto delle cose bellissime, Ti ringrazio. un po' paurose sul lato dell'impoverimento del suolo, che personalmente non l'avevo messo a fuoco in modo così drammatico. Sì, il suolo è ridotto a essere nel modello agricolo industriale che a me hanno proposto nei fine anni 60, quando sono andato a scuola di agraria, è come se l'agricoltura fosse una macchina in cui si infila dentro dei mezzi tecnici e si ottiene un prodotto finale, dimenticando che i processi vitali sono tutti processi naturali, quelli che intervengono nella produzione del cibo. Per cui oggi si propone un modello in cui la terra è un substrato, è come fosse sabbia. Voi sapete, a Chioggia si facevano quantomeno delle cose bellissime sul piano a Sottomarina e a Brondolo, non a Chioggia. Chioggia non c'è neanche in orto, c'è solo il porto e altri altre robe. Ma la sabbia funziona da substrato, però i contadini di Sottomarina, gli ortolani bravissimi, dovevano portare il letame fresco per poter produrre qualcosa nella sabbia. Però la sabbia non ha di suo capacità di... Certo. Quindi la terra viene pensata come un substrato in cui si infilano elementi minerali. Però voi capite che dal punto di vista della qualità del cibo magari sarà anche bello da vedere, ma sul piano alimentare, sul piano nutritivo siamo a È carità. povero. E non abbiamo futuro. Io me lo dicevo al mio insegnante a scuola, ho imparato presto. Guarda, è come se uno avesse un reddito da 1.000 euro al mese e ne spende 1.200. Prima o dopo si va in banca, ipoteca la casa per avere quei 200 e continua a spendere 1.200 e prendere uno, e prima o dopo va a finire la fertilità. Non ha più la casa, sostanzialmente. Questo è un po' lo schema, capito? Quindi noi stiamo cercando il lavoro che si fa con tutta la buona volontà possibile, sperando che tutto vada bene, è quello di fare un percorso che inverta questa tendenza. Insomma, ecco. Per esempio, una cosa che è interessante, la presenza di alberi, alberature, biodiversità, anche quella aiuta moltissimo, perché sono gli agenti atmosferici che molto spesso i venti, i terreni lavorati lasciati senza copertura, che come dire, impoveriscono la parte organica del suolo. Quindi il tema del suolo, mi fa piacere di averlo detto così drammaticamente, ma è un tema certo. che riguarda tutti, capito? E senza suolo scopriremo che non possiamo mangiare sabbia. Beh, adesso c'è l'agricoltura fuori suolo, no? Come si chiama? Sì, idroponica. Esatto, potremmo che si fa, ho visto, in verticale. Sì. Però poi hanno una paga di malattie questi americani, che se quello è il modello, ti saluto. C'è l'intestino che si buca perché mangiano troppi OGM. Mi raccontava un mulino l'altro giorno, un mulino che fa del mais biologico,
che ne esporta qualche centinaia di quintali negli Stati Uniti di farina da polenta, di mais vitreo, quindi la polenta anche impegnativa, che vuoi 40 minuti cucinarla, poi si fa precotta. E dico, ma cosa vai a fare negli Stati Uniti con la polenta? E mi dice, ma intanto la polenta è considerato un prodotto italiano, e come sempre il prodotto italiano tira, soprattutto negli Stati Uniti, in cui c'è una componente anche di origine italiana, insomma, vabbè. Ma poi soprattutto è la cosa che mi ha lasciato interdetto, non vogliono gli OGM nel mais, quindi loro li producono, li studiano, li esportano in Italia e li mandano qua perché noi ci facciamo, però loro mediamente non vogliono mangiare OGM. Quindi no, bisogna registrare. Guarda, questa è una dinamica che si può applicare anche ad altri temi e qui mi fermo. Sì, assolutamente sì. Non vogliono gli OGM e noi gli diamo il biologico e sanno che non c'è l'OGM dentro, però non altri che vogliono mangiarsi il suo. È incredibile, ragazzi, che poi appunto mangiamo il suo degli operatori commerciali e finanziari americani, non tanto degli americani come popolo, insomma, Sì. Certo. Fa impressione, insomma, però. Va bene. Molto interessante, Ascolta, grazie per Franco. questa chiacchierata sulla nostra navicella, sul nostro cesto, tanto per stare in tema, cesto di vimini della mongolfiera. E niente, grazie mille, magari ti chiamiamo per altre cose Ma quando volete, della è un terra, piacere. che è molto bello sentirti parlare con questo animo che hai, proprio si sente che ti piace e che vuoi dare qualcosa a tutti, insomma. Certo, grazie. È vero, confesso. Arrivederci, Bene, è stato un ciao, piacere. grazie mille. Grazie Ciao, Franco. ciao, arrivederci. 1, 2, 1, 2, 3. Crapa velata la fai con te, che nella minga soffra dei. Mi soffra dei con la frittata, che nella minga crapa velata. Crapa velata la fai con te, che nella minga soffra dei con la frittata, che nella minga crapa velata. Crapa velata la fai con te, che nella minga soffra dei. E la canzone ti fa dimenticare, scordare ciò che Ti rattrista il cuore, sospirare ti fa. e lo sa se torno a trovare la volta piuma. Prova, tenta ancora. Ho fatto male, ciò che da sicuro tu si chiama Magalengua, dico nella testa cooperata. Coraggio amico, non ti disperare. Con la bullodina non ho questo che non ho provato, non sono cooperato. Perché non so, chissà com'è. Perché non so. Sei tu, crapa, Crapa velada la fai tu te, che non minga sopra dei. Crapa pelata con la parrucca, forse potrai guarire. Row high! Eccoci nuovamente, Rossella, qui nella nostra mongolfiera. Ci spostiamo adesso, andiamo a Polesella e troviamo un personaggio molto importante per quanto riguarda gli animali. Chi abbiamo, Rossella? Abbiamo il medico veterinario Luciano Tarricone, che è anche, aggiunga lei dottore, che mi sono già dimenticata. Niente, sono direttore sanitario di un centro di recupero per la fauna selvatica, centro di recupero animali selvatici del Benvenuto, sito a Polesella in provincia di Rovigo.
I centri di recupero sono animali selvatici, sono stati istituiti dalla legge 157-92, che è la legge quadro della caccia, che però prevedeva appunto anche la creazione di questi centri di recupero provinciali. Ecco, Opera su 3 province, giusto? Attualmente, dunque, siamo partiti 30 anni fa, quando ancora non c'era quindi questa legge qui, sulla spinta emotiva delle persone sensibili, che vedevano questa fauna in difficoltà lungo le strade, lungo le campagne, nelle passeggiate di campagna. Poi ho ricevuto il primo incarico con Ferrara, poi con Rovigo, e poi ormai sono 5-6 anni che ho tutto l'ambito litoraneo veneto, cioè Rovigo, Padova e Venezia. Quindi, ascolti dottore, di che animali parliamo quando parliamo di fauna selvatica? Allora, parliamo di fauna selvatica omeoterma autoctona, cioè gli animali che sono presenti spontaneamente nelle nostre province, non introdotti in maniera antropica, come possono essere le nutrie, come possono essere i visoni, che purtroppo sono stati liberati, eccetera, eccetera. Quindi essenzialmente è avifauna, perché siamo nella delta del Po, nella laguna veneta, e essenzialmente abbiamo dell'avifauna con specializzazione acquatica, però vediamo tantissimi falchi, tantissimi anche altri uccelli di varie specie, perché purtroppo per me, perché bisogna avere a memoria tantissimi animali e quindi avere procedure diverse per ogni singola specie, ma che bellezza abbiamo tra le zone con la biodiversità più alta del pianeta, non parliamo di terra, ma del pianeta. Che bello. Anche ungolati che Ecco, recupera. ultimamente si stanno affacciando con sempre maggiore frequenza i caprioli. Allora, ecco, un'altra cosa importante, parlavo prima di fauna autoctona e di fauna alloctona, cioè di introduzione animale. Il daino è fauna alloctona, perché sono stati introdotti per bellezza, dopo che Walt Disney ha fatto i danni con i suoi cartoni animati, e dopo se volete ne parliamo, lo dico in maniera benevola perché anch'io sono stato un piccolo fan di Walt Disney, sono stati introdotti per bellezza nei vari parchi i privati, ma questa è fauna alloctona ed è una fauna molto invasiva, perché ha un'attività riproduttiva molto importante e anche non è molto selettiva nell'alimentazione, quindi sradica alberi di piccole, decortica le cortecce degli alberi, distrugge tutto il sottobosco. Invece di autoctona abbiamo il capriolo che si sta affacciando, che sta scendendo giù dall'Appennino e dalle Alpi e sta arrivando in pianura, perché anche qui fortunatamente il rimboschimento, 2 anni, sfortunatamente, ma fortunatamente per loro 2 anni di Covid, gli hanno permesso di vagabondare, di colonizzare zone che non avrebbero mai colonizzato con l'intenso traffico che c'è solitamente. Però ormai abbiamo diverse segnalazioni, diversi recuperi fatti sui caprioli anche in zone cittadine, anche in città di medio-grosso presenza di abitanti, come può essere Badia Polesine, come possono essere Trecente, eccetera. Poi arrivano fino in città. E poi abbiamo scoperto che ai caprioli piace anche andare al mare. Anche sul mare ne troviamo, esattamente. Sono arrivati fino sulle spiagge, diciamo è una bella cosa, però dobbiamo imparare a conviverci, perché la fauna selvatica che aumenta e aumenta soprattutto il numero di specie, vuol dire che l'ambiente è un ambiente sano. Dobbiamo sempre più avere un concetto che si sta affacciando ormai prepotentemente negli ultimi anni di One Health. Cosa vuol dire? Un'unica salute per tutto, dal pianeta, dalla Terra, a finire a noi uomini, passando per tutte le specie vegetali e animali
che fanno parte del nostro ecosistema. Quindi più esemplari ci sono di specie diverse, più vuol dire che la zona in cui sono segnalate è una zona sana, è una zona salubre, è una zona che ha degli spazi di verde. Questo è un concetto che dobbiamo capirlo, deve essere radicato in noi, perché noi siamo dei condomini di un condominio che è il pianeta Terra, che dobbiamo cercare di rispettare il più possibile, dobbiamo cercare di convivere con più animali possibili, ovviamente senza esagerazioni, prendendo le distanze, anche perché loro non ci vogliono, che noi siamo un disturbo per la fauna selvatica. E dall'altro lato la fauna selvatica può recare danni a noi, sia impatto in auto che anche microbiologici. E sappiamo cosa è successo, vero, negli ultimi anni. Quindi se uno trova un animale selvatico in difficoltà, deve comunque avere dei dispositivi di sicurezza individuali per recuperarlo. Al limite un cartone, al limite un panno. Evitiamo di sbaciucchiare volpi o pipistrelli o altre cose, come purtroppo mi capita di sentire dai segnalatori ogni tanto. Dobbiamo avere il rispetto di questi animali, dobbiamo cercare di dargli aiuto, ma dobbiamo cercare anche di non prendere malattie che poi trasmettiamo ai nostri familiari e via così. E allo stesso tempo anche noi possiamo trasmettere malattie a questi animali selvatici. Quindi ci deve essere dobbiamo iniziare a pensare di regolamentare questa convivenza in maniera precisa. Ecco, senta, lei lavora su 3 province a questa convenzione, ma non sono troppe 3 province per un centro solo, non ci vorrebbero più centri per... Allora, io magari ci fossero, però purtroppo sono anni che nessuno vuole partecipare. Allora stiamo organizzando e l'abbiamo organizzato in una maniera molto, ovviamente sempre perfezionabile, però pensate che io tutti i giorni ho 3 furgoni, 3 dipendenti che vanno a recuperare animali selvatici. Abbiamo della collaborazione fortunatamente con qualche collega distribuito nel territorio, che ci fa un primo stallo, gli dà una prima occhiata e così ci permette di essere un pochettino più organizzati. È chiaro che se ci fossero altre strutture che volessero partecipare, perché no? Il problema è che è molto impegnativo, non ci sono risorse adeguate al momento, e prevede 365 giorni all'anno, quindi Natale, Pasqua, domeniche, eccetera. Io ho sacrificato da 35 anni la mia vita privata per questi animaletti qui. Per cui il mondo dell'associazionismo, del volontariato, assolutamente va benissimo, però deve essere organizzato in turni e in situazioni come facciamo noi ormai da diversi anni. E dottore, allora se uno trova un animale selvatico ferito o in difficoltà o dove non dovrebbe essere, e magari è in una situazione anche di pericolo lungo un'autostrada, non so, può rivolgersi allora a questo centro? Allora, assolutamente sì, ci sono dei distinguo da fare. Ovviamente se si trova su un'autostrada o su una strada di intenso traffico deve pensare alla sua incolumità e all'incolumità di altri automobilisti che possono passare in quel momento lì. Quindi la cosa va segnalata alle forze dell'ordine, magari uno si mette le doppie frecce a un lato e aspetta che arrivino la polizia, carabinieri o ANAS a seconda della situazione, che possono fare il blocco traffico, perché è capitato anche qualche anno fa purtroppo che una collega, spinta dalla volontà di salvare un cagnolino in quel caso, sia stata incidentata a sua volta con un effetto drammatico. Per cui prima di tutto pensare questo, perché ripeto, trovo situazioni dove a telefonate vere la persona si è fermata e ha fatto la respirazione bocca a bocca a una volpe. Capite anche voi
No. Per carità, io l'ho apprezzato tanto questo gesto dal punto di vista di sensibilità, però dall'altro lato ha messo a rischio lui, la Volpe stessa, per una situazione poi, ovviamente la Volpe poi è deceduta. Fare i supereroi purtroppo non siamo, li lasciamo alla Marvel, no? Dobbiamo essere anche concreti e realistici. Quindi va prima di tutto rispettata l'incolumità, poi va verificato che specie è, perché ci sono delle specie alloctone che ovviamente seguono un filone diverso di chiamate a cascata rispetto alle specie autoctone. Noi diciamo sempre, siamo diciamo a disposizione sia per un senso che per l'altro. Adesso abbiamo questa nuova tecnologia che è WhatsApp, mandare una foto, ti mandate una foto al nostro numero di cellulare che è il 339 468 2583 con i vostri dati, noi riconosciamo l'animale, vi diciamo cosa fare in tempo quasi reale. È chiaro se chiamate alle 2 di notte magari facciamo un po' fatica a dare una risposta, però dalle 8 alle 24 siamo operativi e chiamando al numero della clinica c'è il trasferimento di chiamata sul personale in turno. E questa è una cosa. Poi bisogna capire se è un animale davvero che è in difficoltà, perché tanti mi chiamano, ho visto un cigno a fianco strada, ecco, lì magari piuttosto uno si ferma, lo sposta un po', che si butti nel canale, che vada via. Se invece uno si accorge che ha un'ala ciondolante, zoppica, tracce di sangue, ci sono delle situazioni che sono evidentemente da consulto medico e sono appunto riconoscibili con queste situazioni qui. Poi c'è l'altro dramma incredibile che è quello dei pulcini. I pulcini non tutti devono essere presi perché dei pulcini esistono specie nidicole e specie nidifughe. Le specie nidicole sono quelle che rimangono dentro il nido, sono i cosiddetti mammoni nostri, no? Finché non sono in grado di spiccare il volo autonomo e mangiare da soli. E allora questi, se vengono beccati fuori dal nido, devono e non sono capaci di volare, vuol dire che sono caduti prematuramente per un qualsiasi accidente che può essere capitato, un tentativo di predazione, il vento, il genitore stesso che l'ha sbuttato giù, perché alcune specie sono più con istinto materno, altre meno, e gli va dato una possibilità. Le specie nidifughe, come il merlo per esempio, che abbandona il nido a 15-20 giorni, è già impiumato, svolazza, ma non è in grado di essere autonomo e riceve l'imbeccata dei genitori, va lasciato in sede, va ispezionato se i genitori arrivano e se i genitori arrivano gli va lasciato l'opportunità di far crescere ai propri pulcini, far crescere i propri pulcini ai genitori. È chiaro che c'è una quota che si perde perché questi pulcini possono essere predati, possono andare sotto una macchina, eccetera, però fa parte del conto statistico dei grandi numeri su specie che non sono specie in difficoltà perlomeno o a rischio di estinzione addirittura. La cosa è diversa se invece abbiamo specie come il rondone, che sono specie nidicole, che loro abbandonano il nido quando si sentono pronte, che purtroppo molto spesso cadono perché abbiamo ormai delle variazioni del nostro clima che arriviamo ad avere delle estati così torride che loro anche in luglio, che sono ancora piccini, per il caldo si buttano giù e quelli vanno o rimessi nel nido, ma se si buttano giù una volta il giorno dopo col caldo faranno lo stesso, vanno alimentati in una certa maniera, quindi non fate il fai da te dando l'omogenizzato, la manzotin, tutto, la pizza, quant'altro. Vanno dato quello che corrisponde di più al loro alimento naturale, che è veramente difficile perché dovremmo prendere dei moscerini, tritarli e predigerirli e darli, ha capito? E alimentati con degli insetti, quindi con degli integratori di calcio, perché altrimenti poi sviluppano situazioni carenziali,
e a seconda dell'età liberati dopo qualche settimana in presenza di adulti. Quindi si devono prendere delle ore dove si vedono girare questi adulti e lanciati, perché poi loro sono così imprintati su di noi, anche se cerchiamo di farli crescere assieme in maniera tale che si vedano e capiscono che sono una specie diversa dall'uomo, che alcuni tornano indietro. Invece se vedono gli adulti li chiamano e quindi c'è l'istinto per ritornare al volo. Esatto. Quindi non fai da te, cioè No, noi fai mandiamo da una te no. foto in modo che abbiamo delle indicazioni eventualmente su come intervenire o non intervenire. Esatto. È chiaro che se ci sono dei pulcini nidifughi che però hanno ferite, come spiegavo prima, un'ala ciondolante, zoppia, ferite, eccetera, bisogna comunque che interveniamo, perché vanno comunque assistiti, gli va dato un'altra opportunità. L'altro schema che dobbiamo capire, e qui mi farò odiare dai catofili, i gatti. I gatti sono animali domestici che interferiscono in maniera pesante sulla fauna selvatica, perché hanno questo comportamento di overkilling, usando un termine anglosassone, cioè di ammazzare per il gusto di ammazzare. E questo crea danni importanti, tant'è che in alcune nazioni come in Australia hanno vietato che vadano fuori, ha capito? Sono stati identificati tutti con microchip e devono essere tenuti in casa, ma se ci rendiamo conto anche noi, la maggior parte dei gatti che abbiamo noi sono ormai dei gatti domestici, preferiscono stare in casa. Sì, il mio non esce mai, guardi. Esatto, e vivono benissimo in casa. Basta avere un terrazzo dove vanno a fare i loro bagni di sole, vedono un po' tutto, e anche lì sono capaci di far danni, perché se arriva il pancherottino a beccarsi una briciola se lo mangia. Ma magari se lo mangiassero lo uccidono, perché purtroppo hanno un istinto sul quale noi ci abbiamo lavorato, con la domesticazione, perché i gatti, ricordiamoci, sono stati degli strumenti per la lotta ai roditori, e quindi loro sanno che devono ammazzare il più possibile, e questo ormai ce l'hanno nel loro DNA, nel loro cervello, nel loro istinto, e quello non possiamo, anzi stiamo probabilmente, ma ci vorranno dei millenni, facendolo regredire, perché alcuni, io per esempio avevo una gattina che mi è entrato un topino in casa, a un certo punto sento che piange, ma cos'è? Perché c'aveva il topino che gli mangiava nella sua ciotola e non era capace. Siamo arrivati alla follia, è un mondo strano, È un mondo strano. Senta, un recupero che le è rimasto in mente di Più di altri, ma guardi, ce ne sono diversi, perché e devo dire che le energie fisiche facendo questa attività qui veramente devi averne tante, perché te le dico quanti piuttosto non sono riuscito a mandarli in volo, quello le dico, me li ricordo di più, hai capito? Quelli su cui avevo puntato, ci ho sperato tanto, e poi alla fine quelli me li ricordo di più. Ne abbiamo liberati fortunatamente tantissimi, specie anche estremamente rare, e penso però, che sia sempre una quelli gioia, che mi no? rimangono più in mente sono i fallimenti. Ah. Fallimenti che penso che domani spero un pochettino più avanti, quando arriverò lassù, se mi trovo Manitou mi dica: guarda, tutto sommato hai fatto del tuo meglio, vai avanti. Ma che bello! Beh, va pubblicizzato, perché io l'anno scorso ho avuto un pulcino in giardino che in realtà mi sembrava ferito, invece era solo terrorizzato. Non avevo idea di che cosa fare e ho telefonato al mondo. E se avessi avuto il vostro numero, comunque Sì, è finita bene, comunque è una storia a lieto fine, quindi. Bene, sono contento. In effetti, per quanto noi abbiamo una pagina di Facebook, abbiamo Instagram, ovviamente ancora tanti segnalazioni, sono alla prima segnalazione dopo aver fatto il giro delle 7 chiese. Per cui sì, mi auguro che grazie anche a voi trasmettiate un messaggio, perché
questi numeri che ho dettato siano più pubblicizzati e il servizio sia migliorato. Sì, sì, non c'è una perdita di tempo che a volte è dannosa. Sì, sì, sì. Un'altra cosa importante, perché siamo vicini alla stagione Sì, balneare. i granchi. No, i granchi lasciamoli stare, non fanno parte del nostro. No, bisogna che anche, perché a proposito di persone che non sanno come comportarsi, molto spesso capitano i cigni, soprattutto a fine agosto, quelli dell'anno, i giovani dell'anno, che si smarriscono un po' e vanno a finire verso il mare, soprattutto a Jesolo, dove abbiamo queste belle spiagge con dietro la laguna, dove nella laguna spesso ci sono cigni. La gente non li deve attorniare, perché si stressano fino a morire. Questi sono giovani, magari si sono smarriti e la mamma non c'è lì a dargli un po' di sicurezza. Ma ho avuto delle chiamate, che per fortuna siamo arrivati in tempo, con 50-60 persone ad anello intorno, tutti vocianti, e questo qui che aveva messo la testa sotto l'ala dalla paura, ma questi muoiono di paura. Allora, se capita una situazione di questo tipo, si deve fare 1 o 2 da capofila, gli altri assolutamente lontani, si fanno il loro bagnetto, si fanno le loro cose, telefonano ai numeri della polizia provinciale, al nostro numero, i vigili del fuoco, ma questo animale deve essere lasciato lì tranquillo, perché il Quindi più delle volte... se vediamo dei cigni in spiaggia dobbiamo comunque allertare, perché proprio No, vanno anche no. avvisarci e vediamo e gestiamo anche da remoto un pochettino la situazione, perché come dico, con WhatsApp basta fare un filmato, basta che non ci siano 60 persone attorno per capire se quello è un cigno che ha difficoltà o meno. Magari gli si può dare una ciotola con dell'acqua dolce, perché magari ha bevuto dell'acqua salata, si è un po' disidratato, però non bisogna che vengano eseguite le manovre giuste, quindi telefonare al centro di recupero o alla polizia provinciale, dargli un po' d'acqua e lasciarlo più tranquillo possibile. Un filmato con WhatsApp ci permette già di capire con buona approssimazione se è un animale da interesse medico o se è semplicemente un animale che si è smarrito e ha bisogno di una gestione, solo di essere spostato verso un canale con acqua dolce. Certo. Bene, sono state tutte informazioni molto interessanti e utili. E per quanto riguarda invece i cetacei è un altro campo. Allora, per i cetacei è un altro campo. Noi abbiamo una deroga sulle tartarughe marine, tra l'altro è arrivata la prima di stagione, purtroppo non siamo riusciti a farcela, è arrivata stremata, abbiamo provato a fare la terapia intensiva per dire, vede, io quelle che mi muoiono le ricorderò tutte. Ne ho liberati tantissimi, perché in 30 anni vedo qualche decina di migliaia di animali li ho messi in libertà, però quelli fallimenti sono sempre molto 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 toccanti, insomma. E questo è quanto. Sulle tartarughe marine anche lì bisogna capire un altro aspetto ancora. Hanno iniziato, o perlomeno ci siamo accorti adesso, però forse lo facevano da tempo, che nidificano anche da noi, anche in Alto Adriatico. Abbiamo visto lo Quindi, scorso anno a Jesolo che hanno proprio... vedo che è molto informato, bravo. Quindi bisogna iniziare a capire, e io sono disposto con gli stabilimenti balneari eccetera a fare qualche serata riunendo gente, anche qui datemi una mano a fare cultura, a capire le orme che lasciano alla mattina presto, che in genere arrivano la notte, mattina prestissimo, cioè al buio, fanno i nidi e si vedono le tracce. Il nido non lo vedi, però vedi le tracce sulla spiaggia. Esatto. Però c'è il problema della pulizia delle spiagge, perché loro vogliono le spiagge pulite fino a non so cosa, e quindi i trattori alla mattina che vanno su e giù. Però il personale che fa le convenzioni dovrebbe essere istruirlo diciamo con l'Università di Padova. Ci sono dei progetti e ci sono già comunque
stati informati di segnalare la presenza di possibili scusatemi, non è Covid, sono io che parlo di caretta. Sì. Bene, dottore. Niente. Sì, molto interessante, molto prezioso, molto illuminante per molti di noi che sapevano quasi nulla. Comunque, E quindi- volentieri noi ci siamo, se c'è da organizzare qualcosa, Guardate, volentieri. se volete che facciamo anche una volta alla settimana, non so, un percorso, uno spot ad argomenti per tutta la stagione, soprattutto quella balneare, perché è il momento in Certo, cui esatto. vai in contatto con la natura. Io ci sono, il mio tempo lo dedico volentieri, gratuitamente, per informare e far crescere la cultura e l'ambiente. E Certo. ricordiamo sempre che un ambiente sano vuol dire minor mortalità anche per noi. Sì. Ricordiamoli. Oltre alla qualità di vita, vero? Perché aprire la finestra e vedere lo smog e un grattacielo grigio davanti a te, o vedere degli alberi, dei fiori, il profumo. Adesso parliamo delle città immerse nel verde, no? Con questi palazzi che possono diventare delle foreste. Dobbiamo arrivare a quello, altrimenti ci estinguiamo e con giuste ragioni. Certo. D'accordo? Bene. Grazie mille, Grazie dottore, mille, è stato stato molto piacevole. preziosissimo. Grazie a voi di Grazie. aver dato questa opportunità e scusate se sono un po' così. No, bellissimo, la passione è bella. Va bene. Grazie ancora, davvero. Grazie. I get too hungry for dinner at 8. I like the theater, but never come late. I never bother with people I hate. That's why the lady is a tramp. I don't like crap games with barrels and earls. One go to Harlem in her minimum purse. One dish to death with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Lie without care. I'm broke, it's hope. Hey California, it's cold and it's stale. That's why the lady is a tramp.
Eccoci tornati in studio e con la nostra mongolfiera restiamo sempre qui nella zona e ci sorvoliamo sopra Mestre dove vi troviamo Trevisan Marco. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. Ciao, Trevisan Marco della piattaforma Verde Triveneto, vi invito anche ad andare a seguire la pagina Facebook di questa organizzazione dove Marco ha lanciato una petizione su change.org. Raccontaci questa petizione, Marco. A metà fine marzo i cittadini di Tessera, che è la città vicino all'aeroporto di Venezia, hanno trovato una bella sorpresa. Sono trovati con un sacco di alberi tagliati in una zona anche di impatto ambientale non da poco verso la laguna, che si chiama Punta Longa, che è la zona dell'Argine vicino proprio a fronte lagunare. E da qui è nato diverse considerazioni anche sui giornali a livello politico, chi è stato, chi non è stato, finché non si sono mosse associazioni e partiti, ma tuttora l'area è disseminata di alberi tagliati e i cittadini ne hanno contati circa 500. Non che è una sono cifra pochi, mostruosa. cioè sono Sì. tantissimi. Sì, a livello ufficiale dicono siano 80, in verità a livello di quanto hanno Di contato i contabilità, è vera, diciamo così, sono 500 secondo i cittadini di Tessera, cioè sono le persone che passavano in questa zona, che è una zona di passaggio piuttosto bella, c'era un bel tratto a piedi, ti guardavi la laguna e poi c'era una bella zona di alberi. Allora è venuta l'idea di utilizzare la piattaforma Verde Triveneto, che ognuno può accedere, insomma, tu la conosci anche molto bene, che è una sorta di osservatorio, diciamo così, per gli eventi del Triveneto a livello degli ambientali, e lanciare questa petizione chiedendo di ripristino di tutta l'area e in più anche delle migliorie che erano state chieste, tipo delle zone, almeno per identificare quali sono gli uccelli migratori che vengono, visto che è una zona dove viene piuttosto nidificata da molte specie, e anche di spiegare un po' la fauna e la storia, insomma, di tutto il percorso che è esistente, perché è un percorso anche di importanza ambientale non da poco. Sì, anche perché insomma tagliare adesso 500 alberi, teralberi, arbusti è Sì. proprio il momento in cui c'è la nidificazione degli uccelli e anche dei piccoli uccelli che stanno all'interno degli arbusti. Non è che sia stato molto intelligente la cosa. Sì, e poi ha suscitato a livello di giornali, è andato avanti piuttosto diversi giorni con articoli, però nessuno ha fatto nessun vero movimento per fare qualcosa, per cambiare, insomma. Quindi se la cosa non veniva portata a livello politico né in comune né in municipalità, per forza di cose qualcuno ha dovuto muoversi e loro siamo mossi come piattaforma Verde Triveneto. Ma si sa chi ha fatto questo abbattimento? Sì, è un'associazione del territorio che teoricamente ha avuto l'autorizzazione, però adesso stanno confrontando per capire bene cosa effettivamente hanno abusato e cosa no. E quindi c'è un percorso anche a livello giuridico dentro. Questo qua è legato anche col discorso dell'aeroporto oppure no? No, siamo nella zona fuori aeroportuale, però il discorso aeroporto, anche tu hai partecipato tantissimo, anche con discorsi che potete anche trovare su YouTube, tra l'altro. È stato, diciamo, la spinta che ha suscitato alla popolazione un interesse anche delle questioni ambientali, perché l'aeroporto di Tessera, ricordiamoci, sono quasi più parcheggi che cittadini, quindi è una roba pazzesca, assoluto, anche il taglio di verde e così via, cioè c'era veramente una zona che poteva anche fare da argine a livello acustico per gli aerei, quindi non era poco. Sì. Quindi allora c'è questa petizione dove si vuole il ripristino, insomma, dell'area, anche perché dalle foto gli alberi sono anche abbastanza di una certa consistenza, insomma. Esatto, sono alberi che hanno molti anni. Sì, molti più o meno anni. questo qua era un pino, vedo dalla foto, una sessantina sì, di sono anni, pini marittimi, domestici o marittimi, sì, una sessantina d'anni ce li aveva benissimo questo che vedo nella foto che la trovate su church.org. Rivogliamo 500 tra alberi e arbusti abbattuti nell'area Punta Longa a Tessera.
organizzata da Piattaforma Verde, da Marco Trevisan, che ha lanciato questa petizione, e quindi invitiamo tutti a firmare, insomma. Grazie Gianluigi. Bene, allora firmate, qua metteremo anche l'indirizzo, il link per arrivare prima alla pagina, e quindi firmate, non costa nulla firmare, anzi date una mano, dopo se volete c'è anche change.org che chiede qualche contributo, ma se volete lo date, se non volete fate a meno, mentre firmate pure la petizione. Giusto Marco? Certo, speriamo che costerà qualcosa, e anche tanto a chi ha tagliato quegli alberi. Questo sì. Le cose. Esatto. Sì. Bene, grazie Marco, e firmate tutti. Ciao, grazie. Come può all'ultimo suo
Ed ecco, è finita Rossella, anche questa giornata della Terra abbiamo dato un po' di notizie riguardanti un po' vari aspetti che ci sono sulla Terra e che la Terra può essere salvata in qualche maniera. Abbiamo dato anche notizie, informazioni, diciamo, importanti su come comportarsi, da quando troviamo un animale ferito a quando abbiamo un PC che avremo voglia di buttarlo fuori dalla finestra perché non ci risponde più, e invece che fare queste cose, insomma, abbiamo trovato delle modalità economiche per noi e economiche anche per l'ambiente. E quindi grazie a tutti per averci seguiti. Numerosi come ultimamente state facendo, e salutiamo i nostri amici cinesi. Il nostro amico cinese è rimasto da solo, non sappiamo che fine ha fatto il secondo, un giorno magari lo scopriremo, e niente, ci scopriremo mercoledì prossimo a maggio. Come Andiamo a sempre. maggio, Come sempre. una trasmissione omaggio per la prossima puntata. Bene, ciao a tutti. Ciao a tutti, grazie. Avete ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, seconda serie. A cura di Radio Nostra. Scritto e condotto da Rossella e Gianluigi. Una produzione dell'associazione La Rete. Musica della sigla finale di CT Van Glen. Il programma lo puoi seguire su YouTube, Spotify, Anchor Podcast, Google Podcast, sui social Facebook e Twitter. E sul sito www.radionostra.gindopri.com. A mercoledì prossimo.